No, è che è immaginabile che dopo 10 anni di governo assieme a Roma, visto che abbiamo provato in mille maniere a cambiare le cose e non ci siamo riusciti, ne siamo andati anche con numeri molto larghi a Roma, sia noi che loro, nel senso del PDL, evidentemente per questo noi puntiamo sul piano locale, perché a livello nazionale assieme purtroppo è un fatto, cioè ce lo dice la nostra gente, ce lo dice chiunque, a livello nazionale abbiamo combinato poco. 2 giorni dopo le affermazioni sulla stampa che hanno creato con certo imbarazzo nel partito, Flavio Tosi non ha cambiato idea. Col PDL ribadisce siamo alleati ma si compete. Un'alleanza che pare sempre più funzionale. Alla Lega per vincere in Lombardia, al PDL per la vittoria al Senato. Ma dopo il 25 febbraio ognuno per sé, ribadisce il sindaco di Verona, anche perché a maggio in 42 comuni del Veneto, di cui i 2 capoluoghi Treviso e Vicenza, si voterà per il sindaco. La Lega romperà il matrimonio di convenienza? È lo statuto della Lega Nord, che è assolutamente federalista, prevede che la Liga Veneta, sia per le elezioni regionali che ovviamente per quelle comunali, possa decidere liberamente le alleanze. In ogni realtà, caso per caso, anche con differenze in base appunto alle specificità. Intanto Tosi ieri a Padova ha presieduto un incontro organizzativo con i candidati veneti della Lega a Camera e Senato, che potrebbero avere buone possibilità di nomina. Tanti volti nuovi, età media piuttosto bassa. L'obiettivo della campagna elettorale sarà quello di recuperare voti dagli indecisi e dagli sfiduciati dalla politica.